vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere, quest'oggi ci troviamo all'11° Gran Premio della nostra stagione in compagnia del nostro caro Pastor Maldonado, il quale ci seguirà ancora per qualche altra bella gara. Ci ritroveremo quindi in pista tra qualche secondo ragazzi. Comunque questo è un Gran Premio davvero molto interessante proprio perché esso giudicherà necessariamente la nostra posizione in classifica. Ci troviamo al primo posto a 3 punti di distacco dalla Infinity Red Bull Racing di Sebastian Vettel e ci troviamo anche abbastanza vicini a Lewis Hamilton e a Nico Rosberg, i quali nell'ultima gara hanno avuto sicuramente un'ottima prestazione e essendo tutte e due della stessa scuderia potrebbero crearci qualche problema anche all'interno del campionato costruttori, il quale non è a nostro favore, però sicuramente ci potrà dare qualche soddisfazione nei prossimi Gran Premi, visto che ancora mancano 9 gare al termine del grande campionato. Allora, nella nostra sezione delle mail possiamo notare i dati di gara riguardanti questo nostro Gran Premio. Ritroviamo un meteo abbastanza favorevole, nuvoloso, la temperatura dell'asfalto credo che sia intorno ai 28-30 gradi, comunque la temperatura atmosferica è di circa 23 gradi centigradi, non ci sono grossi problemi a livello meteorologico, comunque qualche schizzo di pioggia potrebbe anche arrivare, ma esso non è un problema. Allora, per quanto riguarda ragazzi il nostro assetto, ve lo mostrerò tra poco, comunque il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di incrementare la nostra potenza, nonostante la difficile sessione di qualifiche che ho dovuto giocare, nonostante il nostro tempo sia stato abbastanza buono, circa 1.51.500 per il giro finale della Q3. Comunque ho cercato di non girare troppo nella Q3 per evitare che i pneumatici si usurassero tantissimo. Quindi diamo un'occhiata al nostro come dire, paragrafo di informazioni del nostro circuito prima di catapultarci direttamente nel Gran Premio Shell del Belgio. Ecco il giro di Spa, nell'ultima chicane esci piano e raddrizza subito la monoposto in modo da avere aderenza massima. La cosa importante è non perdere trazione mentre si raggiunge il rettilineo d'ingresso. Usa DRS e KERS verso la curva 1 e ricorda che in gara potrai effettuare sorpassi in questa situazione. Fai attenzione a non bloccare le ruote in frenata. In uscita sfrutta la discesa per mantenere il grip e mentre scendi verso la celebre curva Eau Rouge sali di marcia fino alla settima, trattieni il respiro e vai al massimo. Lo sterzo si ribellerà, ma devi tenerlo piatto, quindi usa il DRS e un po' di KERS per risalire la collinetta in vista della curva 5. In gara sarà facile sorpassare qui. Frena subito dopo il cartello dei 100 metri, tocca il cordolo a sinistra, immettiti nella curva e mantieni la velocità minima, mentre ti sposti a destra, a sinistra e poi ancora a destra. Ora guarda il lato sinistro del tracciato, usa tutto lo spazio di uscita curva disponibile nel punto più elevato del tracciato, prima di scendere nuovamente verso la curva 8. Nel pieno della curva la vettura potrebbe sottosterzare, quindi aspetta il momento giusto prima di aprire l'acceleratore sul dritto. Nella curva 9 usa tutti i cordoli nel punto di corda e in uscita prima di scendere nuovamente verso Puon. Questa è una fantastica curva doppia a sinistra e percorrerla con una monoposto da Formula 1 è spettacolare. Sentirai la forza di gravità sul tuo collo. Resisti e in uscita di curva guarda a sinistra, aiutati con il cartello di segnalazione. Al cartello dei 100 metri frena e rallenta, scendi in terza marcia e mantieni la velocità minima nelle curve a destra e poi a sinistra. Ora sposta nuovamente la vettura sul lato sinistro del tracciato, frena sul dritto e scendi in seconda. Usa tutto il cordolo in uscita prima della curva 15. Questo è un momento cruciale perché in uscita di curva devi accelerare sul dritto. Sali in sesta, poi in settima. Mantieni l'accelerazione nella curva successiva, la Blanchemont. Settima marcia, acceleratore premuto al massimo. Fai attenzione a non perdere velocità e se hai la possibilità di effettuare un sorpasso, provaci. Raggiungi il cartello dei 100 metri e inserisci la seconda. Scendi in prima se senti vibrazioni sul retro della vettura, come spesso accade qui. Raddrizza la vettura in uscita, acceleratore al massimo, DRS, KERS e siamo alla fine del giro a Spa. Bene, come avete visto, Spa è uno dei gran premi più prestigiosi del campionato e sicuramente se riuscissimo ad avere un'ottima prestazione la scuderia ci aumenterà decisamente gli obiettivi pre-gara, anzi post-gara, proprio per questo campionato, quindi sicuramente dobbiamo fare ragazzi una bella figura all'interno di questo gran premio. Ci becchiamo tra qualche secondo all'interno della nostra scuderia, all'interno del nostro box Williams per analizzare sia l'assetto che la strategia di gara. State a vedere.
Ed eccoci ragazzi finalmente all'interno dei nostri box Williams. Come potete ben vedere finalmente in sella della nostra grandiosa monoposto targata Williams. Bene, vediamo quest'oggi quello che riusciamo a combinare. Intanto il nostro caro Pastor Maldonado sempre alla nostra destra. Anche questa volta non è riuscito a ottenere un arrivo in vantaggio, neanche una sorta di posizione migliore in qualifica, e sarà costretto a partire appunto dalle ultime file di questo grandioso serpentone d'acciaio. Intanto per quanto riguarda la nostra posizione, purtroppo ragazzi partiremo dalla 10ª posizione. Ho dato il massimo, ma il mio tempo si aggirava intorno a 1.500, 1.600, 1.650 al livello quindi di minuti all'interno del giro. Sicuramente Hülkenberg e Jenson Button erano su un'altra prospettiva di gara, raggiungevano l'1.50.800, l'1.50.900, quindi per me era davvero molto complicato riuscire a raggiungerli all'interno della nostra postazione, all'interno della nostra griglia di partenza. Quindi questo è stato davvero il mio miglior tempo che sono riuscito a ottenere, e sicuramente la conseguenza è stato un 10º posto, che non è niente male, ma neanche qualcosa di molto eccezionale. Quindi sicuramente dobbiamo basarci sulla nostra prestazione, sulla nostra abilità per raggiungere magari la vetta di questa grande classifica giornaliera che è comandata da Nico Rosberg. Infatti ragazzi, attenzione alla nostra classifica anche definitiva, perché potrebbe scavalcarci all'interno del nostro campionato. Per quanto riguarda l'assetto, quest'oggi, dopo aver sbloccato il quarto componente, precisamente il tubo di raffreddamento dei freni per una riduzione del consumo del 5%, cerchiamo di lanciarci nella nostra analisi dell'assetto. Allora, aerodinamica basata su un alettone 5-6 per quanto riguarda questi valori statici, ovvero ho impostato un'aerodinamica abbastanza come dire versatile, in modo tale da sfruttare sia una discreta velocità massima di circa 317 km/h con DRS attivo, a una discreta prestazione in curva, ovvero una velocità e un'aderenza davvero ottima, soprattutto nelle diverse chicane del terzo settore e anche nelle numerose curve a doppio punto di corda del secondo settore. Quindi sicuramente un'aerodinamica che potrebbe stare molto bene alle condizioni del tracciato attuale. Per quanto riguarda invece la frenata, utilizzeremo un bilanciamento sempre riguardante il posteriore, perché mi trovo abbastanza bene, una pressione su livello alto, quindi sicuramente avremo ottime opportunità di riprenderci dopo grandi accelerate nei lunghi rettilinei, e sicuramente anche un bilanciamento molto elevato, in modo tale da ottenere una grande reattività a scapito dell'aderenza in curva. Dobbiamo sicuramente mescolare a una grande abilità del pilota anche una discreta confidenza nei riguardi della vettura, per essere molto competitivi nell'ambito del secondo settore, che per me ragazzi è uno dei più complicati. Per quanto riguarda invece le sospensioni, utilizzeremo delle sospensioni non molto basse ma neanche molto alte. Per questo come dire Gran Premio di Spa, visto che ci sono diversi dislivelli, ho optato a aumentare le sospensioni di parecchi centimetri da terra, in modo tale da avere anche una discreta aderenza e soprattutto stabilità nelle diverse parti del circuito dove i rilievi collinari iniziano a cambiare, come dire nel primo settore, nel secondo. È una pista che, come dire, prima sale poi va a scendere, quindi le nostre sospensioni devono essere regolate di conseguenza. La molla anteriore e posteriore sono state regolate quasi alla stessa come dire, quasi allo stesso livello, in modo tale da avere una discreta accelerazione e una discreta aderenza in curva sia sull'anteriore che sul posteriore, anche se in questa pista davvero le abilità del pilota si fanno davvero molto sentire. Per quanto riguarda il cambio, le prime 5 marce sono marce molto statiche, molto stabili, e con la sesta e con la settima marcia ci lanciamo ragazzi nel grande rettilineo del primo settore, il quale ci darà la possibilità di erogare tutti i nostri newton metro del nostro grande motore, però sicuramente la velocità non arriverà mai a 327 km/h. Il nostro motore è stato limitato a 317, poiché nel secondo settore deve rendere tanto, in quanto l'accelerazione deve essere ai canoni precisi del nostro livello, ovvero del nostro 10º posto. Il motore eroga una potenza di 95% di newton, chiamiamola così, e sicuramente non è al massimo delle sue prestazioni, il quale appunto è stato utilizzato in qualche altra gara. Comunque ci devono bastare le altre tre testate ragazzi per i prossimi Gran Premi, quindi il quinto elemento della nostra grande scuderia potrà sicuramente soddisfare tutte le condizioni per questa gara. L'allineamento invece è molto particolare, poiché visto che è una gara ragazzi dove serve davvero tantissima accelerazione e raggiungimento di una grande velocità massima in rettilineo, abbiamo bisogno di una campanatura che non sia troppo orientata verso l'interno ma verso l'esterno, in modo tale che la nostra velocità massima sia raggiunta davvero molto più rapidamente del solito. Ma in modo molto analogo ho impostato anche un'aderenza in curva tramite l'angolo di questa campanatura verso l'esterno, in modo tale da
avere come al solito una discreta aderenza in curva. Comunque l'accelerazione in rettilineo è stata, come dire, il faro guida di questa sorta di gran premio che ho seguito proprio per indirizzarmi verso la 10ª posizione. Sappiamo che il Gran Premio Shell del Belgio è un gran premio molto instabile a livello meteorologico, proprio perché siamo in una zona davvero molto continentale, quindi attenzione ragazzi al meteo. Per quanto riguarda la strategia, io direi di impostare, visto che le nostre gomme morbide non sono state neanche scalfite, sicuramente un giro ragazzi non è che granché, però una sosta al quinto giro per 11 giri di totale di giri possono andare abbastanza bene. Pneumatici duri se non sbaglio, vediamo un pochettino, seleziona il tipo del pneumatico, pneumatici duri, va bene, strategia carburante prudente, l'inizio gara pneumatici morbidi come ovviamente volevasi dimostrare. Il nostro compagno di scuderia è Pastor Maldonado come al solito a posto, e io direi ragazzi che è arrivato il momento di lanciarci proprio all'interno. Eccoci ragazzi finalmente all'interno della nostra postazione di partenza. Notiamo appunto il retrotreno di Jenson Button davanti a noi, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio del Belgio. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Attenzione, Jenson Button davanti a noi, accompagnati anche dalle 2 Ferrari che cercano appunto di svincolarsi dal serpentone iniziale. Attenzione, proviamo ragazzi all'esterno a intrufolarci proprio nel bel mezzo di tutte queste autovetture. Le gomme posteriori slittano un attimino, le 2 Ferrari da Maranello appunto ottengono grandi prestazioni, ottenendo quindi il quinto e il sesto posto rispettivamente Alonso e Felipe Massa. Attenzione nella curva principale che va a salire, vediamo quello che riusciamo a combinare. La Williams riesce a sorpassare il primo cavallino rampante. Ecco l'attenzione nei riguardi di Mark Webber che tenta appunto di difendere la 4ª posizione con i denti, ma la Williams 317 km/h massimi, vediamo un pochettino se in frenata riesce a dare del suo meglio. Lewis Hamilton davanti a noi, le gomme un attimino slittano ma si cerca di dare ancora della nostra del nostro meglio, ancora si continua. Lewis Hamilton, l'inglese, ricopre la 3ª posizione davanti a noi, purtroppo viene sorpassato all'interno da Van Helgen che viene direttamente come un treno nei suoi riguardi. Attenzione anche Nico Rosberg, lo ritroviamo davanti a noi, sporcando un attimo il pneumatico anteriore sinistro, si va a rallentare il giro definitivo, ma adesso ragazzi cercheremo di recuperare. Purtroppo l'emozione all'interno di questi giri fanno brutti scherzi. Attenzione ancora Lewis Hamilton, l'inglese dietro di noi, tenta un particolare punto debole della nostra autovettura per riuscire a ottenere il sorpasso definitivo, ma sicuramente non ci riuscirà e si continua. Vediamo un pochettino nel secondo settore quello che abbiamo combinato in tempi di giro migliore, purtroppo ancora non è stato segnato, dobbiamo attendere. Eccoci, ecco arrivati. Allora siamo a un secondo dal nostro Nico Rosberg, sicuramente da raggiungere all'interno dei prossimi giri. Io direi di impostare la nostra miscela carburante normale, il terzo posto per adesso va bene, però cerchiamo di non rischiare. Attenzione, i due combattono, i due tedeschi, Nico Rosberg e sicuramente Vettel, tentano davvero di difendersi ed attaccare l'un l'altro. Eccoli davanti a noi, attenzione ancora molto vicini a Nico Rosberg, si va a sollevare il nostro avantreno. Intanto avanti, sempre nei riguardi di Nico Rosberg, attenzione intanto Lewis Hamilton, l'inglese dietro di noi, si completa il primo giro con circa 1 secondo e 5 di ritardo sul nostro giro fatto in qualifica. Attenzione, si va sempre nei riguardi del tedesco davanti a noi, utilizzando la nostra energia cinetica conservata proprio per acciuffare il posto che ci ha rubato Nico Rosberg. 8º posto come obiettivo definitivo della nostra gara. Ragazzi, sto utilizzando il Blue Yeti per la prima volta in Formula 1 2013, quindi grande evento. Intanto Nico Rosberg tenta la sua astuzia al massimo per ottenere il sorpasso su Vettel, ma attenzione, Lewis Hamilton tenta il sorpasso all'esterno ma trova davanti a sé un muro di erba che lo costringe a rientrare all'interno della sua postazione. Ritroviamo ragazzi purtroppo il sorpasso di Nico Rosberg ai danni di Vettel, che sicuramente si sarà molto arrabbiato per questa prestazione odierna del suo pilota, come dire, avversario. Intanto si continua, la Mercedes quest'oggi davvero grandi prestazioni, intanto si recupera parecchio sui due piloti. Probabilmente Vettel sarà arrabbiato, avrà perso il senno con questo sorpasso da parte del suo avversario principale. Intanto il doppio curvone a sinistra, doppio punto di corda ragazzi, viene affrontato discretamente dalla Williams che quest'oggi tira avanti come un treno. Le gomme sono sollecitate meno del solito con questo assetto, però davvero una grande prestazione anche a livello di qualifica ragazzi. Intanto si continua, attenzione nei riguardi di questa ultima curva. Adesso avremo l'opportunità di utilizzare l'ala mobile posteriore. Mi dispiace di aver perso qualcosa nei riguardi di Vettel, ma ancora notiamo nel retrotreno, nello specchio posteriore, Lewis Hamilton che tenterà il sorpasso nella doppia curva a sinistra. Sono costretto a farlo passare per evitare il contatto, ma no, sono andato così a destra che ho toccato addirittura l'erbetta sintetica. Ma attenzione, si va ancora in avanti per recuperare sui due piloti tedeschi che ci vanno appunto davanti. Si va addirittura a alzare il retrotreno, ma ancora meglio, perfetto.
Continuiamo, attenzione, DRS attivo nei prossimi giri. Intanto i due volano in avanti a circa 1 secondo e 7, si sono distanziati di altri 4 decimi di secondo, ma vediamo di recuperare, ragazzi. Si continua, vediamo di avanzare a tutta manetta. Voglio utilizzare la miscela elevata nel momento in cui ci sarà la necessità di farlo, quando subiremo il sorpasso da parte di Fernando Alonso, che con la sua grande Ferrari riesce a ottenere un ottimo posto. Intanto terza posizione qui in Belgio, ragazzi. Vediamo un pochettino, ecco, Alonso passa a tutta forza appunto alla nostra sinistra. Siamo costretti a lasciargli il posto principale della terza posizione proprio per la sua grande tenacia. Vediamo se possiamo stare attenti anche all'interno di queste ultime curve prima del secondo settore. Si va in avanti, vediamo di recuperare sul pilota spagnolo, che è riuscito davvero a fare un grande sorpasso nei nostri riguardi. Attenzione, ragazzi, si mantiene anche un'ottima discrezione nei riguardi di questa curva, davvero molto complicata. Attenzione, ancora Fernando Alonso riesce a distaccarsi dalla nostra quarta posizione. Vediamo se possiamo riprenderlo con la nostra miscela elevata, la terrò attiva tutto questo giro. Vediamo un pochettino il nostro grande curvone, doppio punto di corda, vediamo se possiamo affrontarlo come si deve, vediamo se possiamo riprendere il posto che Alonso ci ha rubato. Andiamo a tutta manetta, avanti, 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 la nostra Williams forse ce la farà, vediamo un po', andiamo, sto dando il massimo, però la nostra vettura è quella che è, ragazzi. Stiamo cercando di tirare al massimo con tutto quello che abbiamo. Avanti, abbiamo ancora la miscela elevata, forse qua abbiamo l'opportunità di attivare il DRS. Siamo nel secondo e 3, maledizione, non riusciamo a recuperare. Vediamo se possiamo avanzare anche in questa fase. Attenzione, anche Lewis Hamilton. Il nostro ingegnere ci ha consigliato di spostare la sezione del carburante in normale. Io direi di ascoltarlo, perché sicuramente è stato un azzardo, però dovevo farlo. Eccoci arrivati nei riguardi del pilota spagnolo. Vediamo se siamo riusciti a recuperare nel secondo. Vediamo un pochettino se ci riusciamo, ragazzi. Siamo forse un pochettino più lontani del solito, maledizione, non riusciamo ad attivare l'ala mobile posteriore, però abbiamo recuperato 3 decimi di secondo e questo è un bene. Attenzione, attenzione, si va in avanti a tutta forza. Dobbiamo utilizzare tutto il ecco perché non riusciamo ad arrivarci. Fernando Alonso ha completato il giro, stabilendo appunto il miglior giro, maledizione. Sono molto veloci. Vediamo se possiamo seguirli nuovamente. Tutto il KERS utilizzato per il recupero. Attenzione, intanto Hamilton quinta posizione. Alonso si vedeva appunto la sua stoffa di campione. Eccolo appunto Lewis Hamilton tramite l'utilizzo dell'ala mobile. Tenta il sorpasso all'esterno ed eccolo che riesce appunto a completarlo nei nostri... Wow, mamma mia! Attenzione, i due si toccano. Attenzione, vediamo se possiamo sorpassarlo all'esterno. Mamma mia, forse ce l'abbiamo fatta. Grande sorpasso, grande difesa della Williams proprio come dire, sulla testa del cordolo principale di quella curva. Davvero non sono riuscito a capire neanche io come ho fatto, però purtroppo questo attacco di Lewis Hamilton ci ha fatto rallentare un po', perché ho dovuto come dire, tagliare la traiettoria in maniera diversa, e quindi sicuramente abbiamo perso qualche secondo in più per via dell'attrito con come dire, con il cordolo a destra. Quindi attenzione, ancora Lewis Hamilton quinto posto. Speriamo, ragazzi, di essere anche molto competitivi a livello di box per riuscire a fregare i nostri piloti come dire, sul tempo. Quindi vediamo intanto di mantenere il nostro aspetto. Abbiamo intanto 3 piloti davanti a noi, non molto lontani. Prima erano ovviamente più vicini, però stiamo perdendo per adesso un po'. Cerchiamo di mantenerci. Infatti abbiamo perso 6 decimi, me ne sono accorto. Infatti Alonso se n'è proprio andato a 3 secondi di vantaggio su noi stessi. Purtroppo mi devo difendere da Lewis Hamilton, non è molto facile. Proprio adesso nella sezione principale devo chiudere la curva per evitare di finire fuori pista, ma è ancora continua Lewis Hamilton. Non ricordo chi ha appunto dietro, credo Raikkonen, però non ne sono sicuro. Ancora si continua, ragazzi, nell'ultima curva di questo terzo settore, anzi penultima. Attenzione, questa volta affrontata, ragazzi, divinamente. Si va in avanti con le gomme non molto usurate. Infatti potete vedere, potevamo resistere anche un altro giro. Potevamo, ragazzi, anche rientrare all'interno del sesto giro. Le gomme sono davvero molto attive, molto competitive. Sicuramente non avranno grossi problemi se mi fermassi al sesto giro, ragazzi. Adesso me la penserò all'interno proprio di questo giro. Vediamo un pochettino di pensare. Allora, le gomme io le ho utilizzate al 90%, 80%, così, una roba del genere. Quindi sicuramente potrei utilizzarle anche. Attenzione, intanto Lewis Hamilton tenta il sorpasso all'esterno. Vediamo un pochettino quello che riesce a fare con tutto il KERS attivo. Sicuramente non riuscirà a effettuare il sorpasso, farà proprio la barba alla nostra gomma posteriore destra. Intanto si va avanti. Allora, vediamo di pensare. Potrei anche mantenere questo aspetto combattivo proprio per i prossimi giri, però non lo so se le gomme riusciranno a tenere appunto per qualche altro giro. Vediamo un po' di pensare. Allora, quinto giro, penso che le gomme dure potranno ben tenere 6 giri con il nostro assetto poi che non consuma davvero proprio nulla. Va bene, io direi di fermarci, ragazzi, per evitare particolari problemi. Intanto continua la lotta con Lewis Hamilton dietro di noi.
Newey che tenta appunto l'assalto, intanto ho perso anche qualche altro decimo di secondo per aver lasciato perdere Fernando Alonso, quindi come dire dopo il ragionamento che ho fatto appunto ho perso qualcosa. Intanto vediamo di continuare, non sono neanche molto lontani, sono a circa 3 secondi dalla nostra posizione, quindi attenzione, sono tutti e tre il tridente d'attacco quest'oggi, Spagna, Germania, Germania, ovvero Vettel, Nico Rosberg e Fernando Alonso. Abbiamo perso solo 72 millesimi, quasi un decimo di secondo per quanto riguarda il nostro giro passato, però intanto ce la stiamo cavando abbastanza bene per questa prima fase di Gran Premio. 5 giri su 11 appena adesso completati. Ancora Lewis Hamilton tenta il sorpasso ma è costretto nuovamente, sbarrato, a rientrare. Allora vediamo ragazzi di entrare immediatamente nella sezione dei box. Ottimo, perfetto. Lewis Hamilton non rientra, Mark Webber continua la sua scalata alla classifica. Intanto meccanici Ferrari sicuramente. Ecco Fernando Alonso sta cambiando le gomme proprio adesso. O Fernando Alonso o Felipe Massa, forse la strategia è più che diversa della nostra. Allora attenzione, gomme dure, i nostri pneumatici vengono cambiati in 3 secondi circa. Ecco attenzione, Fernando Alonso davanti a noi purtroppo è riuscito a passare. Vediamo un pochino se possiamo recuperare. Attenzione ragazzi, si riparte con il nostro Kers a manetta, passa davanti a noi di Paul Di Resta, eccolo qua davanti a noi. Vediamo se possiamo ottenere il sorpasso nella sezione principale del curbone. Attenzione, si va un attimo. E purtroppo ho effettuato un sorpasso irregolare. Dovrò utilizzare nuovamente l'ala posteriore per recuperare, maledizione. Vediamo di continuare. Attenzione, ala mobile attiva, DRS attivo. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa. Attenzione, ci lanciamo proprio nei riguardi di Jenson Button. Infatti hanno avuto ragione, mi sono lanciato troppo sull'esterno. Intanto la lotta con Jenson Button che appunto è stato costretto nuovamente a uscire direttamente fuori pista. Attenzione, vediamo se possiamo recuperare qualcosa ragazzi. Andiamo direttamente in avanti. Non lo dovevo fare, maledizione. Avevo la possibilità sicuramente di recuperare tanto e di riprendermi anche la posizione che Fernando Alonso ci aveva preso. Però sicuramente restituire la posizione era quello che dovevamo fare come azione migliore anche a livello di regolamento, perché ovviamente sono riuscito a attraversare la zona, come dire, dell'erbetta sintetica e ovviamente non è legale all'interno di questa gara. Continuiamo però nell'acciuffamento di Paul Di Resta che sembra abbastanza vicino alla nostra posizione nonostante la nostra perdita di posizione. Cercheremo adesso di recuperare la posizione che ci aveva rubato. Intanto vediamo di continuare, abbiamo ancora carburante ottimale, ci stiamo avvicinando come un vero e proprio squalo, un hammer diretto proprio verso l'autovettura di Paul Di Resta. Si vanno a sfiorare i 300 km/h. Proprio qui Van Helgen potrà completare il sorpasso che Paul Di Resta gli aveva negato qualche secondo fa. Tenta all'esterno, si affaccia nei riguardi della prima curva e riesce a completare un ottimo sorpasso da manuale, sentendosi, come dire, all'apice delle sue possibilità. Intanto si va in avanti anche nei riguardi di Fernando Alonso, che se non ci fosse stata quella sorta di scorrettezza da parte di Van Helgen sarebbe stato davvero un sorpasso come dire, fenomenale. Intanto si continua. C'è traffico all'uscita della pit lane, ma intanto si carica a tutta forza il Kers sulle nostre spalle. Si tenta di raggiungere la posizione che Fernando Alonso ci ha rubato all'inizio della gara. Ancora lo vediamo davanti a noi, abbiamo recuperato parecchio. Si nota la potenza della Williams in queste prime fasi della gara. Le nostre gomme saranno molto più surriscaldate delle sue. Intanto ci avviciniamo davvero a una grande velocità. Vediamo come va la miscela, normale, perfetto. Vediamo il distacco su Fernando Alonso e a vista d'occhio ragazzi. Vediamo un po' e si recupera davvero tanto nei riguardi del nostro pilota spagnolo. 2 secondi abbiamo recuperato ragazzi, ottimo. Vediamo se possiamo acciuffarlo ragazzi, davvero se riesco a completare una sfida del genere. Attenzione, va bene, curva non precisa però molto ma molto bene. Allora si va in avanti ancora, terzo posto Fernando Alonso che cerca appunto di fuggire dalla nostra grande prestazione odierna. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Non so perché ma le nostre gomme sembrano, come dire, molto più competitive di quelle morbide. Davvero una prestazione grandiosa. Vediamo se possiamo continuare da questa. Oh maledizione, sono andato ragazzi, qua ogni volta si perde un attimino il freno, come dire, anche se sbaglio un minimo, come dire, a premere il freno davvero si ottengono davvero questi pessimi risultati. Però abbiamo recuperato qualcosa. Purtroppo i 2 secondi che avevamo di vantaggio li abbiamo persi proprio per quella pessima frenata che non ho saputo fare, proprio mi è scappato il dito dal joystick. Vabbè, non fa niente, vediamo di continuare a tutta manetta. E ovviamente la gara è anche piena di errori per quanto riguarda il pilota, però sicuramente devono essere affrontate con tutto il massimo del realismo. Attenzione, intanto si va nuovamente in avanti tagliando purtroppo questa curvona che è abbastanza alta. Vediamo di continuare, le gomme posteriori non toccano terra e quindi slittano parecchio. Vediamo di continuare, ancora Mark Webber davanti a noi, dietro di noi.
inferiore a un secondo. Fai attenzione, potrebbe usare il DRS per provare il sorpasso. Vuole provare il DRS, ma ancora si attiva il nostro Kers per recuperare qualcosa su Fernando Alonso. Peccato, ma ovviamente ogni giro non è impeccabile. Quella piccola, come dire, quella piccola sbavatura l'abbiamo fatta, però vediamo di risalire la grande montagnona nebbiosa che abbiamo davanti per ottenere nuovamente qualcosa di diverso da questa prestazione. Intanto Mark Webber molto lontano dalla nostra posizione. Abbiamo le gomme ancora completamente integre. Per me avrei potuto anche scegliere di rimanere in pista, ragazzi. Attenzione, ancora si va in avanti. Potete vedere quanto siamo più veloci nei riguardi di Fernando Alonso. Recuperiamo davvero tantissimo. Intanto si va sempre in avanti. Siamo tutti nel giro davvero di pochi di pochi decimi di secondo. Questa volta la curva affrontata in maniera decisa. Se avessi avuto più carburante, ragazzi, l'avrei spremuta l'autovettura. Attenzione, intanto si va sempre in avanti. Fernando Alonso, vediamo a quanti secondi è, ragazzi. È proprio una gara con il tempo. Vediamo se abbiamo recuperato qualcosa. Attenzione, ancora qui nuovamente curva. Ho stirato un po' troppo la macchina con la settima marcia. Se avessi avuto il cambio manuale avrei messo la sesta, però non ce l'abbiamo fatta. Vediamo un pochettino adesso. Andiamo, perfetto, alla grande. Vediamo a quanto siamo dal nostro Fernando Alonso. Siamo probabilmente nella stessa condizione di prima. Siamo molto vicini. Anche lui davvero non riesce a distaccarsi da noi stessi. Stiamo tirando alla grande. Abbiamo recuperato un secondo per quanto riguarda Mark Webber. L'abbiamo molto lontano dalla nostra posizione, e intanto si cerca quindi di continuare a inseguire la Ferrari, che quest'oggi in Belgio sta davvero dando meglio di sé. Attenzione, vediamo. Dietro di te hai il motore impostato sulla potenza standard. Va bene, sicuramente anche Mark Webber non vorrà tentare il sorpasso nei nostri riguardi, si starà accontentando della sua posizione attuale. Intanto qui sgommate che si notano a terra. Vediamo se possiamo recuperare ancora qualcos'altro su Fernando Alonso. È davvero molto lontano, però io spero, ragazzi, in un errore magari anche della Ferrari, perché sicuramente dovrà essere anch'essa non impeccabile. Magari potrà perdere qualcosa in qualche curva. Come al solito il nostro ingegnere mette sempre la lingua in mezzo per rompere le scatole, però sicuramente questa volta Fernando Alonso è riuscito a distanziarsi parecchio. Si nota adesso la sua pressione che sta aumentando proprio nei riguardi degli altri due piloti, però il quarto posto lo stiamo difendendo davvero con onore. Chissà dove è finito Lewis Hamilton, però intanto niente DRS per Mark Webber, niente DRS per Fernando Alonso, e siamo tutti lì nel giro di 3 secondi circa. Attenzione, intanto si va sempre in avanti, ecco, si recupera parecchio, ma si perde dopo nel secondo settore. Intanto si va sempre in avanti a 2 giri dalla fine. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare. Ancora quinta marcia che va ad alimentare il nostro grande motore alla grande. Questo Gran Premio è davvero molto interessante. Sono riuscito a testare, ragazzi, anche l'integrità dei nostri pneumatici, e ho visto che davvero non si usurano davvero in quelle condizioni come appunto ho fatto in passato, proprio perché sono riuscito a bilanciare meglio l'assetto. Sicuramente gomme più usurate danno anche meno usurate danno anche più prestazioni. Intanto ci lanciamo sempre al quarto posto, che sicuramente ci può far comodo. Il terzo posto è la medaglia di bronzo, come dire, non siamo riusciti a prenderla ancora, però ci stiamo tentando, ragazzi, anche fino alla fine dei tempi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Perfetto, intanto Mark Webber si fa sempre più vicino. Vediamo un po' Fernando. No, quale più vicino? Sempre alla stessa distanza. Il nostro ingegnere non ha da dire nulla, va bene. Intanto 3 secondi e 6. Intanto Fernando Alonso riesce ad allontanarsi. Purtroppo non stiamo riuscendo a mantenere lo stesso ritmo di prima. Purtroppo è abbastanza lontano. L'ultimo giro, ragazzi, utilizzerò la miscela elevata per riuscire a distanziarmi ancora parecchio dal pilota che ho alle spalle. Vediamo di continuare. Ancora si nota proprio con la coda dell'occhio Fernando Alonso che sfreccia adesso nel rettilineo principale del nostro grande tracciato. Intanto, ragazzi, se non avessi fatto quella sorta di azione, oltre il regolamento, avrei ottenuto davvero grande vantaggio su Fernando Alonso, e sicuramente l'avrei anche sorpassato, perché dopo quel giro le nostre gomme erano molto più soddisfacenti a livello di prestazioni di quelle di Fernando Alonso. Però adesso la situazione si sta stabilizzando, la gomma anteriore sinistra è molto usurata e quindi sicuramente stiamo andando a perdere qualcosa, però purtroppo sono cose che capitano. Paul di Rest è stato sorpassato lo stesso e la nostra quarta posizione l'abbiamo conquistata. Vabbè, comunque intanto si continua in avanti, vediamo un pochettino, siamo riusciti a recuperare qualche millesimo di secondo, va bene. Intanto si va sempre alla ricerca di qualcosa di meglio. Intanto non sono riuscito a capire chi è primo e chi è secondo. Intanto ho visto davvero un particolare, la stessa distanza che c'è tra noi stessi
e Fernando Alonso, c'è anche tra Vettel e Rosberg, quindi davvero la situazione si sta teletrasportando anche nella sezione davanti, quindi davvero ragazzi una gara molto particolare su questo punto di vista. Intanto si va sempre in avanti, questa volta la gomma anteriore sinistra è stata sporcata, sto affrontando questa curva adesso nella maniera non perfetta, vediamo se possiamo procedere da questa parte, grandioso, intanto si va a tutta forza per riuscire a recuperare appunto qualcosa. Intanto anche Fernando Alonso riesce ad avvicinarsi nei riguardi di Nico Rosberg, ma adesso Mark Webber proprio all'ultimo giro riesce a recuperare tutto quello che noi abbiamo perso e ce l'abbiamo proprio alle calcagna ragazzi. Vediamo quello che riesce a fare, vediamo se possiamo impostare la miscela elevata, ma è qui che Mark Webber potrà tentare il sorpasso proprio all'ultimo giro. Ah, mi ha toccato, maledizione. Vediamo di stare un pochettino più calmi, vediamo un pochettino, ok, vediamo un po', miscela elevata, teniamo sempre il controllo sul carburante per cercare di distanziarci dal nostro pilota australiano. Allora si va sempre a tutta forza in avanti, vediamo un pochettino e sarà qua che Mark Webber dopo questa sbavatura della Williams tenterà di ottenere il sorpasso. È buono, ma continueremo a tenerlo d'occhio. Per adesso il livello del carburante è buono, devo riuscire ragazzi a mantenere la nostra quarta posizione. Vediamo se possiamo girare da questa parte. Grande il nostro, come dire, Kers, ce lo lasceremo appunto per l'ultimo giro, ovviamente per l'ultima sezione del DRS. Vediamo se possiamo continuare alla grande, vediamo un pochettino, siamo molto vicini a Mark Webber dopo aver perso qualcosa nel secondo settore. Vediamo qui che proprio l'australiano tenterà di fare qualcosa di interessante. Il nostro Kers già viene attivato per raggiungere velocità mastodontiche, si prova ad andare avanti, la nostra autovettura ferma a 317 km/h, è costretta nuovamente a rimanere al quarto posto e Mark Webber cercherà ancora di darci del filo da torcere probabilmente nel terzo settore. Si va ancora in avanti, Mark Webber 100, un decimo di secondo dalla nostra postazione. Intanto si va ancora in avanti, 11° giro quasi completato probabilmente. Speriamo ragazzi che Nico Rosberg sia riuscito a ottenere la meglio su Vettel, altrimenti andremo a perdere necessariamente la prima posizione nel campionato piloti. Attenzione, si va in avanti, ho dato del mio meglio, purtroppo ragazzi quel sorpasso di Paul di Resta effettuato male non ci ha permesso di raggiungere la terza posizione, però attenzione, ancora niente è detto. Vediamo quello che intende combinare Mark Webber in questa ultima fase di gara. Nonostante la nostra grande spremuta, la nostra autovettura riesce probabilmente a rimanere sempre dietro la nostra postazione. Vediamo se possiamo continuare, abbiamo migliorato di circa un decimo, vediamo se possiamo procedere, 7 secondi anche dal nostro grande Fernando Alonso. Vediamo se possiamo continuare con la miscela elevata, questa volta molto vicini a Mark Webber, si avvicina, è molto veloce, eccolo dietro di noi, attenzione, eccolo proprio nei riguardi della nostra Sebastian Vettel, purtroppo vince la gara, maledizione, non ci voleva. Vediamo se possiamo passare da questa parte, bene, attenzione a non essere fregati dalle nostre gomme e sicuramente siamo riusciti ad arrivare al quarto posto di questa grandiosa gara in Belgio, guadagnando la stima della nostra grande scuderia. Il nostro Pastor Maldonado 15° posto, non si è allontanato dalla sua postazione iniziale, quindi grande gara, grande come dire prestazione della nostra autovettura. Ben fatto, hai conquistato 12 punti. 12 punti per la nostra scuderia, importantissimi. Purtroppo Sebastian Vettel si allontana parecchio dalla nostra postazione in campionato piloti, Nico Rosberg secondo purtroppo, maledizione, e Fernando Alonso riesce a strapparci quei 3 punti che potevano essere importantissimi, ed ecco che Pastor Maldonado ricopre la 15ª posizione. Come ovviamente potete vedere ragazzi, il nostro posto, come dire, la nostra posizione è la seconda all'interno del campionato piloti. Vettel è riuscito a sorpassarci perché avremmo, come dire, se avessimo avuto l'opportunità di vincere questa gara, sicuramente saremmo arrivati al primo posto anche all'interno del campionato piloti, mentre Sebastian Vettel riesce a sorpassarci guadagnando la prima posizione, però ci distaccano solo 10 punti, quindi sicuramente sono recuperabili anche all'interno dei prossimi 8 Gran Premi che abbiamo davanti. Nico Rosberg terzo posto, ci troviamo tra le tre, come dire, tra i due tedeschi, quindi attenzione ragazzi a quello che riusciamo a combinare nelle prossime gare. Intanto la Williams ancora quarto posto, non guadagna molto neanche nei riguardi della Ferrari perché purtroppo sia Massa, se non sbaglio, vediamo un pochettino, Massa, dove è finito Massa? Vediamo se lo posso notare, sia Massa che Fernando Alonso sono riusciti a ottenere davvero tanti punti per la propria scuderia, però intanto il nostro team migliore
della nostra scuderia, ci premia in modo concreto. Infatti il nostro posto era l'8º, però siamo riusciti a ottenere davvero una grandiosa prestazione quest'oggi e speriamo, ragazzi, di ripeterci anche in una gara, come dire, così particolare come questa. Davvero una gara molto interessante e anche molto bella a livello di prestazione della nostra autovettura. Abbiamo testato tutte le sue caratteristiche e abbiamo visto che è davvero una grande macchina, una grande autovettura. Intanto prestazione indimenticabile per Sebastian Vettel, purtroppo riesce a vincere e siamo riusciti a guadagnare un altro punto per la nostra grande carriera. 6 email, la prossima gara a Monza, ragazzi, Autodromo Nazionale di Monza in Italia. Presto avrai l'opportunità di annunciare al mondo chi vorresti sfidare. La sfida rivale ti vedrà competere al meglio di 7 gare contro un pilota selezionato. Vincendo la sfida riceverai una proposta di contratto della scuderia del pilota sconfitto. Non sei obbligato ad accettare, ma battere un rivale è il modo migliore per correre con una squadra in particolare o dimostrare di essere il pilota migliore. Bene, intanto dati di gara, perfetto. La nostra prossima gara sarà, ragazzi, a Monza, ovvero il nostro autodromo internazionale, anzi nazionale di Monza in Italia, e vedremo quello che riusciremo a combinare. Il contratto con la Sauber, visto le vostre opinioni, lo rifiuteremo. Se rifiuti l'offerta potresti ricevere una proposta migliore nel corso del campionato, ma tutto dipenderà dalle tue relazioni con le scuderie. Vuoi rifiutare l'offerta? Rifiutiamo l'offerta. Va bene, ottima gara, ragazzi, siamo arrivati al secondo posto nel campionato piloti. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura per vedere quello che riusciremo a combinare in Italia, ovvero a Monza. Ciao a tutti.